Ciao raga, bentornati nel canale. Oggi giornata epica, neanche una nuvola. Lì sì vabbè, ma sta andando via. E fresca oggi ci hanno messo 9 gradi, il Garmin segna 9 gradi. Però l'estivo non si molla, non si molla. Non sono ancora pronto psicologicamente per mettere sull'invernale. Allora, ieri ha piovuto tutto il giorno, come si può vedere anche dall'asfalto. Quindi noi, siccome saranno 6 mesi che non faccio sentieri con fango un po' viscidi così, perché non piove mai, per fortuna anche. Però insomma è bene curare anche questo aspetto della tecnica. Quindi andiamo a prendere il resto della troupe. Oggi siamo io, il Giangi e Davide, il ragazzo che ha fatto con me il video delle bike, e andiamo a divertirci, perché allenarsi sì, ma sempre divertendosi. Recuperati tutti, guardate che giornata. Adesso andiamo su in direzione Montepulgo e poi Montepian, dico i nomi per chi è del posto. E sarà viscido, sono discese con sassi e foglie, quindi probabilmente sì, sarà un po' umido, però ci divertiamo. Si gira giù, prima discesa tastiamo il terreno. Umidiccio. Dai, non si scivola proprio per niente. Op. Guarda che roba! Oh. Bestia, oh! Salita di Montepulgo andata, ho i battiti altissimi, sono ancora abituato con gli standard che avevo prima della pausa. Sto soffrendo, però dai, la prima discesa è andata bene, ma come avete potuto vedere si scivolava un casino, ma era quello che volevamo oggi, quindi molto molto bene. Allora, ogni volta che ho fatto questo sentiero ho bucato. Vediamo di non confermare di nuovo questa cosa, questo fatto, perché mi romperebbe abbastanza i maroni. Oh! L'ho rischiata! Qua sì, l'ho rischiata, non avevo visto la poccia. Altra discesa fatta da Montepulgo. Adesso sto salendo per un'altra mulattiera al Montepian. Quella discesa lì mi ero fermato un attimo prima e i signorini sono andati via, e figurati se dopo ti aspettano in salita. È il secondo dei 10 comandamenti. Dice proprio, nel caso tu andassi via con loro, sai che non ti aspettano. Il primo comandamento è che non devi andare via con loro. Si scende, si scende. Oh. Adesso è bello nei sassi qua col fanghetto. No, infatti. Giangi's on fire. Eccolo, eccolo. Porco due. Bestia, questo era cattivo però, con le gomme sporche di fango qua bisogna stare più che all'occhio. Infatti prendiamo un po' di distanza, perché sennò
andiamo per terra sicuro oggi. Il primo che frena, il secondo frena un po' di più e il terzo frena ancora di più e inchioda. Bisogna installare l'ABS qua con queste situazioni, invece ce l'abbiamo sul dito l'ABS. Guarda che bello, guarda che bello. Però in queste situazioni fai un sacco di sensibilità alla guida e quello è importante, anche perché dopo chiaramente se fai sensibilità vai meglio anche sull'asciutto. Bene raga, abbiamo confermato la teoria di prima, ho la gomma dietro giù, quindi adesso mi tocca scendere piano fino a quando non trovo qualcuno che mi dà una gonfiata alla gomma. Però vabbè, i sentieri scassati li abbiamo fatti, manca una salita in asfalto e vado piano e basta. Facciamo così, adesso vado piano che non batto il cerchio, quindi con calma. Dovrebbe esserci anche un pezzo un po' tecnico in salita qua, a ricordi. Guarda, guarda, ci fanno passare, devono studiare le linee. È come stare sulle uova, sento tutta la parte dietro della bici che quando giro si sposta, perché c'è il copertone che ruota lateralmente. Non è per niente una bella sensazione, quindi all'occhio sto. Adesso vediamo se riesco a trovare qualche buon samaritano che mi presta una pompa. Non è ancora giù giù, cioè si può ancora andare via, però piano piano sta andando. Comunque questo è un sentiero veramente figo da fare con le ruote gonfie, con le gomme gonfie. Non, con quelle bucate un po' meno, devo dirvi, però ci sta, ci sta. Sento proprio tum 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 dietro. Che bene, che bene. Quest'anno con le forature sono stato proprio fortunato, avrò bucato 20 volte quest'anno in totale tra strada e mountain bike, quindi oro, oro. Chissà là davanti cosa stanno facendo, staranno andando giù a cannella. Ma arriveranno i miei tempi, arriveranno i miei tempi in cui tornerò a mettere le mie ruote davanti. Nice, trovato. L'ho messa a 2, che così intanto spero di riuscire ad arrivare a casa. E beh, manca mezz'ora, quindi era tanto per non rischiare di battere il cerchio. Quindi bene, ultima salita, siamo 906 metri di dislivello, 1 ora e 55, 29 km. Occhio che è veramente slippery anche qua. Ma a noi non interessa, noi andiamo giù duri come la vita. Si scivola sul serio comunque, eccolo. Ora dietro è un po' troppo gonfia, l'avevo gonfiata tanto apposta, però la sensazione è comunque migliore rispetto a prima. Là. Ragazzi, giro finito, salutati tutti. È stato un giro molto bello secondo me, è sempre fantastico sto giro qua. Ci sono le discese lì dentro al bosco che oggi erano veramente viscide, ma per fortuna, perché come ho detto prima era quello che cercavamo. Ci siamo divertiti, vi lascio i dati del giro qui, così potete vedere quello che abbiamo fatto. Adesso vado a casa e mi butto giù 2 etti di pasta per riempire la gamba per domani, che abbiamo 3 ore su strada. E niente, dai, belle giornate. Purtroppo il meteo, avevo detto adesso le nuvole vanno via, invece no, ma va bene così.
Raga, io spero che il video vi sia piaciuto, se è così iscrivetevi al canale e lasciate mi piace, seguitemi sui social e ci vediamo presto. Ciao ciao.